Con la situazione meteorologica, l'area europea del Mar Mediterraneo è ancora inglobata all'interno dell'anticiclone di matrice subtropicale, con una corrente più fresca in quota che comunque è relegata alle medio-alte latitudini, riesce solo a rianimare una fase instabile pomeridiana sull'arco alpino, mentre anche in Liguria proseguono le condizioni per il disagio fisiologico a seguito del caldo. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità sull'imperiese interno, sviluppo di rovesci temporaleschi anche di forte intensità sulle Alpi Liguri e cieli poco nuvolosi e velati sul Savonese. Per il resto cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza nel pomeriggio da sud, mare poco mosso in serata sull'imperiese. Temperature stazionarie su valori sopra la media del periodo, picchi sul mare non oltre i 33 gradi, nelle valli interne fino a 35. Per domani, venerdì 7 agosto, i previsori limit si attendono al mattino cieli sereni a levante, da poco nuvoloso a nuvoloso a ponente, specialmente sulla costa. Nel pomeriggio la nuvolosità è in aumento negli entroterra, sviluppo di rovesci a carattere temporalesco sulle sole Alpi Liguri. Venti deboli con direzione variabile, mare mosso a levante, poco mosso altrove, temperature generalmente stazionarie.